Da cosa nasce questa idea di titolare oggi questa sala del Giardino Botanico all'onorevole Aldo Moro? Allora, nei confronti di Aldo Moro da parte della provincia di Agrigento e del Meridione tutto c'è un certo feeling. Non dimentichiamo che nelle giornate successive all'evento franoso del 1966 Aldo Moro, insieme all'allora Presidente della Repubblica, lui nella qualità di Presidente del Consiglio, si è precipitato per farsi carico un po' di quelli che erano i bisogni e stare vicino al dolore della gente che si è vista disastrata da quell'evento. Poi non dobbiamo dimenticare che adesso ha 40 anni che il problema del Meridione viene un po' emarginato, ma fino a quando c'era l'onorevole Moro, nel suo periodo in cui è stato Ministro e Presidente del Consiglio, è stata una problematica affrontata dove ha tentato e ci è riuscito cercando di diminuire questo divario che c'era tra nord e sud, mirato ad evitare che i nostri giovani di allora emigrassero, come poi di fatto è avvenuto in un secondo tempo, presso le fabbriche del nord. Lui era contrario a quella una forma assistenzialistica che purtroppo è ripresa negli ultimi anni, che non ha dato nessun sviluppo, ma l'assistenzialismo ha fatto solamente del male. Invece quella mentalità lungimirante, perché il vantaggio di Moro è stato quello di non fermarsi a guardare all'oggi, e cercato sempre di guardare molto più avanti. Onorevole Mannino, quanto è importante ricordare oggi Moro in questo momento dopo tanti anni dalla sua barbara uccisione? Moro appartiene alla storia non del passato, alla storia del presente, con le prospettive del futuro. Non soltanto la sua fine tragica, sulla quale ancora tutti gli interrogativi non sono risolti, eppure aiuterebbero a capire chi volle quell'assassinio e per quali ragioni. E le finalità di quell'assassinio possono essere utili per comprendere il nostro presente. La democrazia italiana, proprio giusto una definizione di Moro, è una democrazia incompiuta, una democrazia non partecipata. Moro non voleva una democrazia guidata sotto tutore, Moro voleva una democrazia libera. Voleva che l'Italia recuperasse la pienezza della sua sovranità nazionale, che la libertà dei cittadini dentro le regole, dentro l'ordinamento fosse assoluto, che il gioco politico consentisse l'alternanza delle forze di governo. Considerava il fatto che la Democrazia Cristiana da lungo tempo fosse al governo quasi una condanna, non un privilegio, perché per la democrazia è necessario che ad un partito, ad un governo ne possa succedere un altro. Non è un discorso puramente formale ed infatti la concezione democratica di Moro non era formalistica, non prescindeva dalla forma e andava alla sostanza, perché la sua preoccupazione era che il cittadino, lo considerava il cittadino al di là di ogni concezione, chiamiamola di tipo confessionale, considerava il cittadino non soltanto nell'altezza e nella pienezza della sua dignità umana, ma nella pienezza e nella sua dignità di cristiano. C'era in Moro una sorta di teologia della politica, senza che con questo volesse piegare gli altri alla propria fede religiosa, ma vedeva nell'uomo quella proiezione divina che ne innalzava la grande dignità, e quindi di ogni uomo bisognava tenere conto. Tutto questo non è astratto. Quando noi guardiamo che la nostra democrazia nel momento attuale è in sofferenza, non vota più del 50% degli italiani, quindi non tutti gli italiani esercitano quello che è un loro diritto e un loro dovere. E qui devo ricordare una frase di Moro che ormai appartiene all'antologia dei buoni pensieri dei quali tutti gli italiani dovrebbero servirsi. Questo Paese non si salverà se non recupererà un nuovo senso del dovere. Accanto ai diritti c'è il senso del dovere. Accanto a tutto ciò che ciascuno può aspirare ad avere o anche pretendere ad avere, ci deve essere
tutto ciò che porta quel cittadino intanto a dare il suo contributo. Allora la lezione di Moro è una lezione attuale, è una lezione che si rivolge soprattutto ai giovani, è una lezione che si rivolge alle forze politiche italiane che mi sembra che attraversino una fase di sbandamento nullistico.